Ciao a tutti amici della Good Terror. Oggi è una bella giornata e sapete perché? Perché oltre ad essere con Sergio, che è la sua prima volta a Calamari in barca, siamo con Capitan Sitch ed è un anno che non andiamo fuori con Capitan Sitch in barca. Quindi oggi è prevista tempesta, tsunami, cavallette, esperimenti atomici di Pyongyang. Adesso prepariamo tutta l'attrezzatura alla barca, facciamo benzina e andiamo fuori per una bella avventura a calamari e seppie. Speriamo. Lui. Esiste un numero incredibile di esseri singolari nelle buie profondità marine, esseri improbabili, inconsueti, quasi chimerici. Ma non serve scomodare il profondo oceano, anche sotto casa troviamo abitanti grotteschi e quasi alieni. Il calamaro ne è un classico esempio. Parliamo di un mollusco con un guscio interno chiamato gladio, con la pelle ricoperta da cromatofori, che spruzza nero inchiostro, dotato di 10 lunghi tentacoli, ha 3 cuori, si muove tramite un sifone a propulsione idraulica e, come se non bastasse, si accoppia per 3 giorni di seguito. Il suo amplesso può durare fino a 3 ore e poi muore per lo sforzo. Se tanto mi dà tanto, probabilmente è arrivato sulla Terra tramite un'astronave per conquistarla. Scherzi a parte, la nostra avventura di oggi è dedicata proprio a questo cefalopode decapode. È una delle prime fredde giornate invernali e la neve ha iniziato a ricoprire i monti, ma nonostante questo l'acqua ha ancora una temperatura media di 18 gradi. C'è una buona escursione di marea e il sole riesce ancora a infondere un flebile tepore. Ci sono 4 gradi stamattina e una leggera brezza, ma i nostri fidati tripli strati di pile e lana ci permettono di uscire spavaldi verso i nostri spot di pesca, poche miglia fuori la ridente cittadina di Grado. Bene, sì, siamo arrivati, ma... Siamo arrivati. Siamo arrivati? Siamo arrivati. Ma scusa, ma siamo in mezzo al nulla, ma come fai sì. a sapere che siamo arrivati, scusa? Abbiamo i punti GPS, no? Qui non abbiamo altro modo, in effetti, perché qui siamo in mezzo al niente, praticamente come fondale, c'è solo sabbia e noi dobbiamo ricercare appunto i punti dove ci sono delle conformazioni rocciose o comunque qualcosa che attira il pesce. Abbiamo uno scarroccio di circa mezzo nodo, io credo che Alex un piombo da 50-60 grammi dovrebbe bastare, siamo su 16 metri d'acqua, comunque ora vediamo subito com'è. Proviamo, intanto cominciamo con 50-60 grammi, esatto, in modo da essere sicuri sul fondo, esatto, sennò aumenteremo. Esatto. Ma dovrebbe bastare. Bene. Sergio, tu che taci sempre, cominciamo a prepararci. Certo. Ma lui tace perché prende il pesce. Lui tace perché prende. Tacia consente. Via, la canna. Ah, lui lo ga. Ed è così che, come da copione, la prima cattura spetta al nuovo arrivato. Sergio, infatti, ancora ignaro di cosa gli accadrà in seguito, ci sfodera un bel tubo di taglia, di qualità. È stato divertente guardarlo mentre si cimentava in una lotta corpo a corpo con il suo mini kraken, perché di lì a poco avrebbe riso meno, ma non vi anticipiamo ancora niente. E intanto che Sergio si gode la vittoria, di nuovo, come da copione, io prendo qualcosa di enorme
Forse troppo. Uno di quei bei massi sul fondale, ecco. Neanche il tempo di piangere la montatura persa che si ritorna subito indietro sul punto di prima, perché ormai eravamo andati oltre, sulla sabbia. Ma questa pesca è così, si vaga di punto in punto, passando e ripassando sopra le minime concrezioni nella speranza di trovarne una particolarmente popolata. Abbiamo avuto la fortuna di aver preso un bel calamaro all'inizio con il buon Sergio, ma giustamente il primo era giusto fosse suo. È la prima volta che viene, mai pescato, e quindi era giusto così. Però poi la situazione è peggiorata di brutto. Non mangia più niente, si vede un po' di attività sul fondo, qualcosina, ecco, quasi quasi, ma escherei anche una canna a bolentino per vedere se c'è qualche pagellino, così per spezzare un po' il ritmo, però fra un po', dai, voglio darmi ancora una chance. Vediamo se in questo nuovo spot, in questo nuovo punto, in questa nuova concrezione ci sarà qualche calamaro che vorrà collaborare. Che dici, Capitan Sage? Speriamo. Oggi questo spot non sta pagando come dovrebbe in questo periodo. L'ombra del cappotto incombe sempre sulla Good Terror, ma non ce ne facciamo ormai troppo una malattia. Siamo abituati. Non perdiamo altro tempo quindi e via verso un altro punto GPS. Come un déjà vu, appena arriviamo, ecco ripresentarsi la stessa scena di prima. Ce l'ha. E Sergio, hai rotto le scatole. Sappilo. No, guardami. Cioè, il nostro Sergio, che inizia ad avere un colorito sempre più pallido, è di nuovo protagonista della scena. Forse troppo però stavolta. Due! Doppietta! Prima uscita, prima cattura della giornata, prima doppietta. Io e Sitch saremmo quasi tentati di aiutarlo, ma siamo brutte persone, come dice sempre il nostro guadinatore ufficiale, e quindi vogliamo goderci la scena. È una brutta persona. Non è così semplice guadinare 2 calamari, tra l'altro di bella pezzatura, se non l'hai mai fatto. Il consiglio che vi diamo è quello di iniziare da quello più in basso e poi, risalendo con il retino, mettere in saccoccia quello più in alto, altrimenti diventa davvero scomodo. Ma soprattutto ricordiamo che i nostri artificiali sono privi di ami ardiglioni e che basta allentare un po' il terminale e la nostra preda se ne andrà con una sonora pernacchia. Ecco. Bellissimo. Bella! Ce l'ha fatta. Ce l'ho fatta! E fu così che, senza un minimo di esperienza, Sergio ha deciso di darci filo da torcere, soprattutto a me che non ho ancora preso niente oggi. Oh, capitano! Ehi là. Ti sta facendo neri? Sì. È evidente che lui, magari inconsapevolmente, sta usando e facendo qualcosa che paga e noi no. Neanche finito di dirlo che anche il capitano, con un balzo d'orgoglio, aggiunge un'altra cattura alla sua lista giornaliera. Una seppia, una bella seppia invernale che, neanche dirlo, arrabbiata come una biscia, inizia a spruzzare a destra e a manca. Per fortuna solo acqua, ma ricordatevi che la seppia è ancora più infima del calamaro. Basta un attimo di distrazione e ti fa letteralmente nero. E di farci neri noi ne sappiamo qualcosa. Durante le registrazioni della seconda serie dei Pescatori della Domenica sul canale Pesca TV avevamo infatti sottovalutato la potenza del nero di seppia, con risultati tra il comico e il drammatico.
Parliamo un po' di artificiali. Gli egi e i tataki sono imitazioni di gamberetti e pesciolini con combinazioni di forma, colore, dimensione, materiali, ma soprattutto prezzo molto diversi. Ne troverete in commercio di tutti i tipi, per ogni gusto e per ogni prezzo. Tramite la nostra pagina Facebook abbiamo chiesto ai nostri amici online quale secondo loro è quello che funziona meglio. Ci avete risposto veramente in tanti, ma la cosa sorprendente è che tutti avevate un colore preferito con il quale catturate con maggior frequenza. C'è chi dice arancione, chi blu, chi bianco, nero, chi testa rossa, chi verde, chi viola, insomma un intero pantone. Ma allora, qual è il colore che funziona meglio? Ogni spot è una storia a parte, il colore giusto dipende da marea, meteo, profondità, limpidezza dell'acqua, orario, tipo di fondale, non di meno importante, il classico gran colpo di trovare il colore più simile a quello di cui si stanno nutrendo in quel momento. E quindi, direte voi, il colore migliore non esiste, amici. Finalmente! Ce l'ho fatta! Cavolo! Mi viene da piangere! È la seppia più brutta e piccola del mondo, però è la mia seppia! La mia sempia! Faccela vedere! Che dura tira fuori! Che piccola! Eccola! No! Attaccati di nuovo, dai, attaccati! Vi ricordate, vero, il discorso di non allentare la tensione del filo? Ecco, se lo fate poi non lamentatevi se le vostre prede si slameranno e se ne andranno con una pernacchia, come è successo a me. No, io non ho più parole. Meno male che c'è il capitano oggi a tenere alto l'onore e infatti cattura l'ennesima seppia della giornata. Una slamata veloce per non rischiare di ritrovarci neri, mentre il povero Sergio dall'altro lato della barca è sempre più bianco e comincia ad avere seri problemi di mal di mare, ma nonostante tutto decide di voler continuare. È arrivato quindi il momento di rimettere in moto e puntare ad una nuova zona nella speranza, prima o poi, di trovare un punto che paghi nel modo in cui lo intendiamo noi. Vediamo come preparare la montatura per pescare con i tataki, quella che comunemente viene chiamata dropper loop. Io non sono molto a mio agio con gli inglesismi, ma mi hanno detto che si chiama così, per cui lo terremo per buono. Dunque prendiamo il capo del nostro terminale e ci infiliamo i 3 moschettoni, 3, 4, 5, indifferente, dipende da quanti tataki vorrete montare. Bene, 1, 2 e 3. Questo è il nostro primo moschettone. Facciamo un movimento di questo tipo per creare un'asola all'interno della quale ci sarà il moschettone. Poi prendiamo la parte qui sopra e la giriamo attorno a se stessa 3 o 4 volte. A questo punto, una volta fatta questa operazione, ci troveremo con questa situazione qui. Adesso si concluderà il nodo prendendo il moschettone e passandolo all'interno di questa asola che abbiamo creato. Il trucco sta nel posizionare il moschettone nel punto giusto, quindi assucchiamo il nodo e facciamo in modo che il moschettone non si stacchi troppo dal trave.
Il nodo si chiuderà e avremo una piccola asola che collegherà il nostro moschettone al trame. Ripetiamo ora la stessa identica operazione con l'aiuto dello spago e di un moschettone un po' più abbondante per capire meglio le fasi. Ovviamente il nodo non verrà preciso come con il nylon per ovvi motivi, ma tenteremo di far vedere se non altro le parti essenziali di questo nodo. Quindi prendiamo il capo del nostro terminale, prendiamo il nostro moschettone e cominciamo. È venuto bene lo stesso, anche con lo spago. Questo è il dropper loop. Seppiolina, avanti. Dai, spurga. Fai quello che devi fare. Ma che bei colori. Ma certo. Guardate che bei colori. Ui la la la. Aiuto. Ecco, questo è quello che intendiamo noi quando diciamo oggi mangiano. Abbiamo finalmente trovato il punto che paga. Sergio è in frenesia. Sitch continua la sua guerra personale contro le seppie, una dopo l'altra, tra l'altro. E io sono sempre con la telecamera in mano, ma quando riesco a pescare un minuto, ecco che riporto l'asticella della mia dignità a livelli decorosi. E infatti ecco una bella coppietta di calamari, arrivati appena in tempo, giusto un attimo prima dello sconforto. Oggi una battaglia continua, nemmeno il tempo di godermi la mia cattura, che è ora di ritornare a mettere in moto la barca per ripetere la stessa passata, perché, finché paga, conviene ovviamente ripassarci sopra, avanti e indietro. Vabbè, da questo punto sta pagando. Sì. Decisamente, sì. Sì. Ormai è una vera guerra. Non si fanno prigionieri, non si fanno sconti. Un'altra cattura finisce in saccoccia e mentre Sitch, veloce come un razzo, ritorna in pesca, Sergio, come per miracolo, resuscita dalla sua catalessi mistica e ritorna in pole position con un nuovo bel calamaro. Ma Sitch non ci sta. E voilà. Eccolo. Anche Sitch? Uffa, che noia di voi due. Che noia di voi due. Ridi. Ogni tanto, dai, ci si diverte. Sometimes I joy. Sì, veramente. Pronti per un altro giro. La pesca è davvero un'attività miracolosa. Il povero Sergio ha scoperto di soffrire il mal di mare, anche se contemporaneamente ha una voglia matta di pescare, e passa con nonchalance da momenti di panico e paura, avvertendo l'intero pianeta che gira attorno a se stesso, a resurrezioni miracolose non appena arrivati sullo spot. Adrenalina contro succhi gastrici, praticamente un nuovo film della Gudo Terror. Riparte infatti la passata e mentre io recupero un nuovo calamaro, qualcun altro risorge dalle sue ceneri e nonostante tutto continua imperterrito a pescare. Altro che chiacchiere, questa è vera passione. Sitch nel frattempo litiga con un calamaro sfuggevole, così io ne approfitto per prendere un'altra seppiolina. Bellina lei, con la sua livrea cangiante. Mi prendo un secondo per guardarla bene con la luce del tramonto, ma è di nuovo Sergio dalle retrovie, più ansimando che parlando, che ci rende partecipi della sua nuova cattura. Ed ecco un altro nuovo bel calamaro. Interessante questo, sì? Sì, sto facendo fatica. Sarà un bel tubo. Eccolo. Bene. Calamari
No! San Pietro! Wow! San Pietro, ragazzi! Ragazzi, San Pietro! Mamma mia, ragazzi, non posso credere. Ragazzi, non posso credere. Questo è un pesce veramente che io ho sognato, non avrei mai sperato di prendere nelle nostre zone, perché veramente ne capita uno ogni morte di papa. Però effettivamente ogni tanto la Gudo Terror, cacchio, ce la fa, no? Ce la fa. Pesce strano, un pesce non nostro, non è dei nostri fondali, delle nostre zone. Comunque, evidentemente ce ne sono, perché non è il primo ad essere venuto fuori. Piccolini, una taglia chiaramente non da Oscar, comunque bellissimi, belli. Io il mio l'ho fatto, Sì, diciamo che la cosa più imbarazzante di questa cosa che è successa, che io veramente, sì, difficilmente, se non fossi stato qua ci avrei creduto. E sapete com'è, fra pescatori le storie come prendono, alle volte pieghe. No, e la cosa strana è che, ok, all'incicu sì, ci stava, ma lui no. Lui l'ha preso con la totanara, lui l'ha preso con leggi, cioè, capite? Cioè, lui l'ha preso. Aiuto. È uno schifo. È uno schifo. Vita triste. È uno schifo. Ah, che bella giornata. Non sei felice? Potevo essere più felice, ma qualcuno diciamo che è molto felice, per cui vabbè, insomma, siamo anche noi felici per lui, con lui tra l'altro. Diciamo che questa giornata la dedichiamo a tutte quelle persone che come me oggi accompagnano gli altri a pescare e non prendono mai niente, tipo Enrico, che salutiamo. Ciao Enrico. Ciao Enrico. È una brutta persona. La cosa più bella di oggi è che non siamo andati a lavorare e siamo a pesca. È vero, Sergio? Sì. Pronti per il rientro dunque, felici e pieni di ottimismo, con un tramonto meraviglioso come ciliegina sulla torta. Cosa si può voler di più da una giornata di pesca? Rientriamo quindi alla volta di grado per ritornare alle nostre case piacevolmente soddisfatti. Pescare per noi è divertimento, condivisione e una piacevole parentesi al di fuori del tempo e dello spazio quotidiano. Mentre le prime luci della sera si accendono, tutto si tinge di magia e noi non possiamo fare altro che salutarvi fino alla prossima avventura. Andiamo! Aspettami. No, non provare a Dove? mettere il piede lì. Dove? Lì, dove che te lo ga? No, Non lo metto qua. Così mi accompagni. Vecchio di merda. Che brutta persona. È una brutta persona.